Agrigento, a Casa San Filippo, ha firmato una convenzione tra ESA, Ente per lo Sviluppo Agricolo, e il Parco dei Templi. Personale ESA al lavoro nella valle in opere di manutenzione e valorizzazione. Oggi è stata una giornata importante sia per l'ente di sviluppo agricolo sia per tutta la città di Agrigento, perché abbiamo firmato una convenzione tra l'ente e l'ente parco per la manutenzione di tutti quei lavori necessari per la tenuta aperta del parco archeologico della Valle dei Templi. È stata una convenzione che ho voluto fortemente assieme al presidente del parco, che ha attuazione da oggi. Dalla giornata di domani 25 operai dell'ente di sviluppo agricolo terranno materialmente aperta questa struttura e permetteranno la fruizione al popolo che vorrà visitare il parco. Avranno i compiti della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco e proprio permetteranno la fruizione a tutti quei cittadini che vorranno accedere al parco. Dicevo che è una giornata importante per la città di Agrigento e per l'ente di sviluppo agricolo, anche perché abbiamo voluto destinare in beneficenza il prodotto che abbiamo realizzato al Campo Carboi, in una nostra azienda sperimentale dove produciamo dell'olio, e abbiamo donato l'intero quantitativo del prodotto di Campo Carboi in beneficenza. I primi 400 kg di olio sono stati donati questa mattina alla Curia di Agrigento, la restante parte verrà donata alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte. È una convenzione che già prende spunto da attività precedenti negli anni scorsi. Quest'anno con questo nuovo governo ci siamo messi in contatto con la presidenza dell'ESA e la presidenza del Parco Archeologico della Valle Templi. Come sappiamo ci sono tantissimi ettari di terreno coltivati, tantissimi ettari di giardini dedicati anche alla fruizione. L'ESA ci darà una mano alle pulizie, alle manutenzioni che di solito noi facciamo, ma con più vigore e con più energia potremmo avere anche un supporto dell'ESA, ma non solo questo, perché ci aiuterà alle attività di dendrologia, quindi di studio delle essenze arboree, ma anche un'attività di supporto scientifico qualora si dovessero riscontrare delle malattie o delle patologie proprie delle piante. E non solo, abbiamo messo in contatto, e questa è la cosa che ci inorgoglisce, abbiamo messo in contatto l'ESA e il FAI per le attività del Giardino della Colimbetra, perché come sapete il nostro parco racchiude anche il Giardino della Colimbetra e loro hanno una grandissima varietà agrumicola, e quindi anche loro hanno bisogno dell'aiuto, quindi probabilmente si firmerà successivamente una nuova convenzione dove noi come Parco Archeologico della Valle dei Templi siamo stati sicuramente i promotori di queste attività. Nell'ambito dell'accordo che è stato stipulato oggi tra il Parco della Valle dei Templi di Agrigento e l'ESA, Ente Sviluppo Agricolo, c'è anche una parte che riguarda alcune iniziative da sviluppare al Giardino della Colimpetra. Noi abbiamo contattato la biofabbrica dell'ESA per sviluppare un progetto di agrumicoltura biologica. Combatteremo gli insetti dannosi degli aranci della Colimpetra con gli insetti utili, predatori di quelli dannosi, prodotti proprio dall'Ente di Sviluppo Agricolo. Altre attività riguarderanno la gestione molto delicata dell'alveo di fondovalle che divide in due il Giardino della Colimpetra. Questo ai fini del risanamento ambientale, ai fini della protezione antincendi e quindi della salvaguardia dell'ambiente, di questo ambiente straordinario che è il Giardino della Colimpetra, che non è bello solamente interessante per le piante coltivate, per i nostri antichi agrumi, ma anche per la vegetazione naturale, per la vegetazione spontanea, che però appunto va gestita in maniera intelligente, e questo lo faremo nell'ambito di questa collaborazione istituzionale tra il FAI, il Parco della Valle dei Templi e l'Ente Sviluppo Agricolo.